Grazie Gina per l'opportunità che stai dando a noi tutte. Prima di iniziare, però, vogliamo fermarci un istante, rivolgere il nostro pensiero ai medici, agli infermieri, agli operatori della sanità, agli anziani, a tutte le vittime innocenti di questa ecatombe causata dal Covid. Quasi più di 87.000 persone che ci hanno lasciato e che, ai quali vogliamo adesso lanciare quello che è il nostro commosso ricordo. Oggi parliamo di vaccini, lo facciamo con questo webinar voluto dalla nostra Presidente, che ringraziamo tutti, lo faccio io per avermi dato questo compito e tutte certamente per averci volute coinvolgere e farci riflettere su una tematica tanto importante quanto complessa. Ci farà da guida una professionista apprezzata e riconosciuta in Fidapa, la dottoressa Girolama Bosco, che risponderà alle mie domande sul tema e al termine sarà anche disponibile per eventuali domande che da ciascuna di voi, siete in tante che state partecipando e questo veramente ci fa felici, volesse porle. Intanto io, Gina, benvenuta tra di noi, grazie per la disponibilità. Tu sei dirigente del Servizio Sanità Pubblica, Epidemiologia, Medicina Preventiva e responsabile per l'ASP di Agrigento nell'ambito della Task Force regionale per la campagna di vaccinazione anti-Covid-19. Proprio da questo voglio partire per chiederti intanto cosa è l'unità operativa complessa di questo servizio di epidemiologia. Buonasera e bentrovate tutte, grazie per questo invito, sono veramente contenta di poter contribuire in qualche modo, soprattutto con le mie amiche, con le mie consorce, quindi l'ho fatto veramente con grande piacere. Allora, il mio servizio è inserito nel contesto del Dipartimento di Prevenzione, è un dipartimento territoriale della nostra ASP, è il Dipartimento di Prevenzione appunto per cui espleta tutta una serie di mansioni legate alla prevenzione. A parte il mio servizio c'è anche il servizio, per esempio il SIAN che si occupa dell'alimentazione, la medicina del lavoro che mi rendo conto, vi rendete conto, si occupa appunto delle varie branche della sicurezza dei lavoratori e quindi poi c'è il servizio SIA che si occupa degli ambienti di vita, delle autorizzazioni e il mio servizio che si occupa appunto dell'epidemiologia, quindi lo studio del territorio dal punto di vista delle malattie infettive, delle malattie contagiose, ma anche la sanità pubblica, quindi le malattie infettive nel senso non solo di prevenzione, ma anche di evitare il contagio e di cercare sempre di non mettere a repentaglio la salute pubblica. Quindi non solo il malato singolo, che è quello chiaramente lo attenziona il clinico, ma soprattutto il contesto sociale in cui il malato esplica la sua malattia, cercando di limitare i danni al sociale, a chi ci sta vicino, chi sta vicino al paziente, alla persona ammalata. Ma non solo quello, perché chiaramente facciamo tutto un lavoro di studio delle patologie croniche, degenerative, quindi nel mio servizio gravitano anche gli screening oncologici, che spero conosciate perché siamo diffusi molto bene nell'ultimo periodo nel territorio. Gli screening oncologici che sono lo screening del coloretto, del cervicocarcinoma e del tumore della mammella. Per cui, come Quindi vedete, la prevenzione ad ampio raggio. molto, molto gravoso e importante. Quindi Sì, tu fai anche mancava la parte. torta. Era proprio quello che la ciliegina sulla torta che mancava e potete rendervi conto di come tutte le altre attività siano state compresse da questo impegno che è stato l'emergenza Covid. E tu fai parte di una task force regionale. Velocemente, Sì. come Eh, opera, come funziona? Allora, chiaramente tutto opera in emergenza, per cui tutto questo è nato in brevissimo tempo. Anche se è passato un anno da quando tutto è iniziato, capite bene che per fare questi vaccini ci è voluto un po' di tempo e la task force è stata creata adesso nell'ultimo mese per la gestione nel territorio della regione appunto dei vaccini. Siamo tutti in collegamento continuo tramite chat in modo da fare in modo che
tutta la Sicilia operi alla stessa maniera, i vaccini vengano distribuiti con in una modalità, insomma, diciamo, stratificati in maniera coerente in tutto il territorio, e oltre alle ASP sono inserite anche le aziende ospedaliere, per cui spesso ogni sera ci riuniamo per condividere quelle che sono le esperienze comuni. Molto importante la task force per la gestione dei vaccini, che ancora è molto critica, visto che le forniture avvengono in maniera discontinua. Per cui questo è soprattutto l'impegno di definire le categorie a cui va il vaccino, ecco, è molto di confronto e di impatto, per cui se il vaccino manca a un'ASP si compensa con l'altra, ci si favorisce reciprocamente con il fine ultimo che è quello di rendere fruibile la vaccinazione alle categorie che ne hanno diritto. Entriamo nel vivo di quella che è la tematica vaccino. Ci sono in circolazione tanti vaccini, diversi prodotti da differenti aziende. Ci sono delle differenze tra l'uno e l'altro? Sì, le differenze sono notevoli. Io però non voglio divagare troppo perché molte notizie sono le abbiamo così ci arrivano. Io vi posso parlare di quelli che stiamo utilizzando, mi piace di più essere concreti così sappiamo cosa abbiamo già tra le mani. Allora, in questo momento il vaccino in uso è quello della Pfizer, no? Un vaccino molto difficile da gestire perché viene tenuto in congelatori da -70 e una volta usciti dal congelatore hanno una durata brevissima, per cui la difficile gestione fa sì che diventiamo tutti agitati nel dover gestire queste dosi in pochi giorni, in poco tempo, una volta che vengono sottratti dal congelatore. Questo è un vaccino a cui veniva garantita una buona risposta come copertura e come efficacia, che era all'incirca 94-95% quando vengono somministrate le 2 dosi previste, distanziate da 21 giorni. Per rendere l'idea di come è difficile gestire questo vaccino, vi dico che ogni flacone, si tratta viaggiano quindi con il ghiaccio secco in maniera molto difficoltosa. Una volta tolti dal ghiaccio secco vengono inseriti in questi frigoriferi e appena sono scongelati dopo 3 ore si possono cominciare a utilizzare. Il tempo, sì. Volevo chiederti una cosa proprio riguardo a questo fatto. Il vulnus della termostabilità, cosa succede se si interrompe la catena del freddo? Ma la interrompiamo di proposito noi, no? Se dovesse essere un accidente e quindi bisognerebbe valutare la durata della perdita del vulnus appunto, perché bisogna questo vaccino per esempio, una volta scongelato, ha la durata di 5 giorni a temperatura 2-8 gradi, per cui nel momento in cui dovessero passare questi giorni il vaccino va buttato. Per cui riuscire no, a capire a quale categoria va a avvisare la gente, creare la giornata di vaccinazione significa utilizzare al meglio e al massimo questi dosaggi. In ogni flacone sono contenute 6 dosi di vaccino, per cui capite bene che il multiplo di 6 va benissimo. Quando a fine serata noi invece ci ritroviamo ad aver utilizzato di quell'ultima fiala 2 dosi, ne restano 4, bisogna stabilire come gestire queste ultime 4. Ecco. E questa è la difficoltà, perché una cosa è il vaccino monodose, che tu apri quello che ti serve, una cosa è invece aprire dei flaconi che contengono 6 dosi e quindi la gestione diventa più complicata. Con un buon mantenimento della temperatura da 2-8 gradi, appunto un flacone non diluito ti dura 5 giorni e quindi diciamo che è una buona gestione. Il momento in cui viene diluito invece in 6 ore dobbiamo utilizzare tutte le 6 dosi. Si può Questo scegliere quale marca di vaccino farsi iniettare? No, in questo momento sicuramente no, perché non decidiamo noi quel vaccino da gestire. Abbiamo avuto quello della Pfizer, abbiamo fatto finora circa 8.100, abbiamo vaccinato 8.170 persone con la prima dose e poi abbiamo avuto un problema dovuto al fatto che le scorte non arrivavano e quindi ci siamo fermati con le prime dosi per gestire la seconda dose con lo stesso vaccino. Non si possono intercambiare vaccini tra prima e seconda dose, deve essere sempre lo stesso vaccino, deve essere utilizzato chiaramente per gestire l'efficacia del vaccino, no? Non possiamo cambiare. Per cui il momento in cui iniziamo con quel vaccino dobbiamo completare con lo stesso. E intercambiare significa avere in contemporanea la presenza di 4-5 vaccini e dover scegliere. Non penso che sarà possibile perché arriveranno piccole scorte di ogni vaccino.
quali sono i tempi di efficacia? Cioè da quando decorre la protezione dopo aver fatto il vaccino e quanto dura? Allora, per quanto riguarda il vaccino della Pfizer che noi abbiamo già usato, abbiamo in corso le seconde dosi, la seconda dose, che è proprio una dose intera, non è una dose ridotta, viene effettuata, come dicevo, al 21° giorno e le indicazioni sono che in settima, ottava giornata dovremmo avere raggiunto l'efficacia anticorpale opportuna per diciamo, non contagiarci, non contrarre la malattia. E quindi in totale dal primo al 21° intorno ai 28 giorni circa, no? Con la Pfizer. Per quanto riguarda il Moderna invece, la seconda dose viene effettuata dopo 28 giorni, quindi ci tiriamo qualche altro giorno, ecco, per poter dire. Chiaramente ci sono in corso degli studi che valutano quella che è il movimento anticorpale di copertura. Chiaramente se ne occupano maggiormente i grandi policlinici perché possono arruolare più persone e fare una verifica dopo vengono fatte dei controlli per esempio a 15 giorni dalla prima dose, dopo la prima dose, dopo la seconda, dopo 8 giorni dalla seconda. Gli studi sono diversi, tendono tutti a valutare appunto il movimento anticorpale che la vaccinazione ha generato e l'indice di protezione. Ci sono controindicazioni per chi comunque si sottopone al vaccino? Beh, il vaccino abbiamo visto che è un vaccino che risponde benissimo. Io quando dico questo incrocio le dita perché abbiamo fatto 8.000 e più dosi e non abbiamo avuto grandi reazioni per fortuna, per cui la popolazione tutta può subire questa somministrazione. È chiaro che dei soggetti che hanno già nella loro anamnesi delle forme di rischio che possono essere chiaramente le allergie ai farmaci, delle precedenti reazioni allergiche ad alcuni vaccini e sono già delle persone che insomma attenzioniamo. Delle allergie comuni no, perché quelle le possiamo gestire meglio. Oltretutto possiamo fare delle giornate dedicate in ambiente protetto a persone che vogliono fare il vaccino ma che hanno già avuto magari casualmente qualche esito, qualche reazione avversa a un farmaco. Per cui diciamo che non ci sono delle controindicazioni proprio, a parte lo shock anafilattico, non ce ne sono. Invece come reazioni avverse Sì, comunque possono reazioni essere. comuni, sì, abbiamo delle reazioni più comuni ed altre più rare. Quelle più comuni sono chiaramente la dolenzia al braccio, perché l'inoculo è un insulto comunque locale, per cui si possono avere delle reazioni di gonfiore e dolore più intenso, un po' a tutto il braccio, ma anche delle reazioni locali di rigonfiamento, arrossamento. Quelle sono, diciamo, quelle attese, quello che ci aspettiamo. Per quanto riguarda le altre reazioni che ci aspettiamo pure sono un po' di febbricola, dolori diffusi alle ossa, alle articolazioni. Cioè, io mi sono fatta la seconda dose, sono stata un pochino imballata il giorno dopo, insomma, le prime 12-13 ore, però poi insomma, me ne sono andata a lavorare lo stesso e ho cercato di superare questo momento di defiance. Ma molti colleghi, per esempio, che con me non hanno avuto nessun problema, ma neanche il dolore al braccio, ecco per dire. Per cui questi sono gli effetti che ci aspettiamo, ecco. Però potrebbero esserci anche altre risposte, come per esempio un po' di nausea, a parte qualche accesso febbrile di troppo, ma anche l'ingossamento dei linfonodi, per esempio satelliti al braccio, ma anche sotto i mascellari. Questi comunque sono possibili, sono annoverati. Chi ha avuto qualche caso di vomito, per esempio, di cefalea, ecco. Poi sono delle manifestazioni che sono comuni anche agli altri vaccini, non nulla di particolare, di specifico per questo. Gina Bosco, le domande sono tantissime, quelle che Posso rispondere? questo propone, anche perché si è fatto un gran parlare. Il vaccino protegge dai sintomi o protegge dal contagio? Beh, su questo chiaramente i sintomi sono legati alla malattia, no? Se io ho un sistema immunitario tale che mi protegge dalla malattia, che non mi infetto, non avrò neanche i sintomi, questo è chiaro, no? Sul contagio, sul fatto, su questo si sta ancora parlando, anche se io penso che si supererà questo, cioè il fatto che se io sono vaccinato e mi infetto, posso ancora essere infetto per gli altri, c'è un po' di disputa.
Personalmente penso che se il vaccino attecchisce e noi subito abbiamo gli anticorpi pronti e che appena arriva nella nostra gola, insomma, riusciamo a combatterlo, non diventeremo infettanti per gli Quindi altri. quindi il vaccinato può contagiare ancora? No, su questo se ne discute ancora, c'è qualcuno che ha qualche dubbio, ma io dico che più vacciniamo, meno circola il virus e chiaramente meno c'è questa possibilità. Ecco perché dovremmo avere il vaccino a disposizione in quantità tali che ci consentano di fare una larga immunizzazione della popolazione e bloccare la circolazione del vaccino. Una vaccinazione risponde bene quando viene limitato il movimento del vaccino da una persona all'altra. Ecco perché è importante fare grandi numeri con le vaccinazioni. Prima dose e seconda dose, richiamo, c'è una risposta del corpo rispetto all'inoculazione, com'è alla prima dose, com'è alla seconda dose, perché alla seconda dose pare che comunque il corpo possa cominciare a riconoscerle e avere delle reazioni. Sì, ma se questi vaccini hanno la necessità di un richiamo, cioè di una seconda dose, vuol dire che negli studi che hanno fatto hanno previsto il fatto che se non c'è la seconda dose la risposta potrebbe non essere sufficiente. È chiaro che quando noi il vaccino arriva in commercio e lo utilizziamo, gli studi effettuati già loro hanno un'idea, insomma l'hanno utilizzato i produttori su un gran numero di popolazione che ci consente di avere un'idea. Per cui io credo che la prima dose, insomma, se non passano i 21 giorni, i 20-21 giorni, possa dare poco, però nel momento in cui c'è l'input della seconda, il corpo reagisce subito. Quindi, infatti, nel giro di pochi giorni lì si è visto che la risposta immunitaria c'è, gli anticorpi ci sono. Ecco perché è importante, perché subito noi diamo un primo insulto col primo vaccino e facciamo, no, maturare nel nostro corpo la creazione di questi anticorpi, con l'input della seconda dose subito il picco dovremmo averlo nel giro di pochi giorni. Chi ha contratto il Covid ed è guarito fortunatamente, può contagiare? Ma in linea di massima no, perché se è guarito vuol dire che ha combattuto e che non ha più in gola, insomma, il virus, per cui non dovrebbe, no? Non può contagiare. Però ci sono state delle reinfezioni, si è visto che qualcuno si è reinfettato e si è visto anche che ci sono i soggetti, anche se asintomatici, positivi a lungo termine. Nei primi mesi di questa epidemia, di questa pandemia, abbiamo avuto dei soggetti, diciamo, tenuti in carcere per mesi perché erano sempre positivi. Nei primi mesi, se dopo 14 giorni dal primo tampone positivo, bisognava avere 2 tamponi negativi a distanza di 24 ore per essere liberati, diciamo così. E molte persone invece questo non l'avevano, avevano ancora la positività. Ora sono cambiate le norme, però il positivo di lungo termine asintomatico esiste ancora ed è quello che al 21esimo giorno poi viene liberato se non ha avuto sintomi negli ultimi 7 giorni. Per cui si presuppone che non sia più infetto. Si dice che anche se dovesse avere un tampone positivo, si tratta di particelle di virus che sono morte, cioè che sono lì ancora nella nostra gola, ma non sono più infettanti. Non so se ho risposto Sì, in maniera chiarissimo. esaustiva. La scienza in questo caso, nel caso del Covid, ha fatto veramente miracoli. Come si è riusciti a realizzare una sperimentazione così complessa in così poco tempo? Dunque, chiaramente ci sono state delle agevolazioni di tipo burocratico nello snellimento delle pratiche, sicuramente, ma le aziende produttrici di vaccino hanno dei loro laboratori scientifici che lavorano sempre in preparazione a nuove formule vaccinali. Per cui la linea della Pfizer, per esempio, che è quella dell'mRNA messaggero, le particelle che sappiamo, quello che stiamo utilizzando, erano delle linee in lavorazione già lì pronte per un'eventuale necessità. Quindi questo non nasce da un momento all'altro, loro già hanno in corso delle procedure, degli studi. Il momento in cui è arrivato questo vaccino, ognuno ha messo in atto quello che aveva a disposizione. Ecco perché ogni azienda si è
mossa in maniera diversa. Alcune come la Pfizer, Moderna, hanno utilizzato questo percorso con l'mRNA messaggero che va a stimolare la proteina spike, insomma gli anticorpi contro la proteina spike. Altri invece sono più tradizionali, utilizzano tipo l'antigene del virus, delle particelle di antigene di virus per stimolare la produzione di anticorpi. Dipende tutto da delle linee che già esistevano, non hanno inventato nulla di nuovo, non avrebbero potuto, però si sono sempre tenute in allenamento e questa è la cosa bella, che noi abbiamo potuto usufruire di questi, un'azienda più ricca di un'altra poteva fare di più e si è visto, no? Come si sono mossi. Ci sono delle categorie per le quali il vaccino potrebbe essere rischioso? Beh, sì, sì, in linea di massima sì, però io per esempio dico un immunocompromesso ha più necessità di fare un vaccino rispetto a non farlo, perché è più suscettibile a tutte le altre malattie, soprattutto a questa che è così virulenta. Per cui io non riesco a identificare effettivamente qualcuno a cui non farlo questo vaccino, a parte le reazioni tipo anafilattico. Però i bambini piccoli, per esempio, per questa vaccinazione non rientrano nello studio, per cui noi sappiamo che il vaccino della Pfizer, diciamo così, va fatto dai 16 anni in poi, perché studi nell'età inferiore non ne hanno fatti, non hanno diciamo, testato il vaccino per i ragazzi al di sotto dei 16 anni. Quello del Moderna va dai 18 anni in su, quello dell'AstraZeneca si dice che è stato studiato da una popolazione tra 18 e 55-60 anni, quindi non può essere somministrato al di sopra. Ecco, queste sono le persone a cui non va, cioè chiaramente ogni vaccino, no, ha fatto i suoi studi e quindi in questo momento dice io ho studiato su questa popolazione l'efficacia e posso dire che va bene per questa popolazione, non per le altre. Possibilmente in corso d'opera si faranno altri, chiaramente con una popolazione più vasta che si vaccina possiamo avere degli studi migliori, molto più di alta qualità e quindi stabilire che magari si allargano i range, no? Anche sulle fasce d'età. Chi ha fatto il vaccino deve continuare a portare la mascherina e osservare le norme anticontagio oppure c'è un liberi tutti per No, in questo? questo momento le mascherine non le toglie nessuno, neanche quelli che abbiamo fatto le seconde dosi, assolutamente sì. Bisogna andare a essere prudenti. Poi ci siamo anche abituati a tenerle, per cui ogni tanto, cioè io diciamo di io ho già fatto la seconda dose da 4 giorni, però non riesco a starne senza, noi in ufficio, perché siamo tante persone, ci incontriamo, bisogna proteggere gli altri e ancora se stessi. Sì, ancora lo portiamo, sì, tutti quanti. Sono nate delle varianti di questo virus e quindi comunque è un virus che muta. Il vaccino è efficace anche per queste varianti? È tutto in corso di studio, chiaramente si sta vedendo appunto cosa in effetti ogni giorno escono delle definizioni diverse. In linea di massima questo vaccino che stiamo utilizzando pare che risponda bene alla variante inglese e possibilmente anche a quella brasiliana, però per quanto riguarda alcune formule vaccinali si pensa che per quella sudafricana ci possa essere qualche difficoltà. Lo vedremo in corso d'opera, questo ancora non penso che sia definibile. Intanto vediamo cosa sta succedendo in Sicilia, come sta procedendo il piano vaccinale in Sicilia e ad Agrigento in particolare. Come dicevo, è andata bene, nel senso che tutte le dosi che abbiamo ricevuto le abbiamo messe in gioco, abbiamo vaccinato 8.170 persone, abbiamo vaccinato nelle sedi dei presidi ospedalieri della provincia, Agrigento, Ribera, Licata, Canicattì e Sciacca. Abbiamo vaccinato bene soprattutto gli operatori sanitari, operatori sanitari inerenti che lavorano negli ospedali, ma anche gli operatori sanitari del territorio. Personalmente il mio servizio si è occupato di vaccinare, fino a quando abbiamo avuto vaccino a disposizione, ora stiamo riprendendo, i soggetti anziani, i residenti nelle strutture per anziani, sia le RSA che le case di riposo, perché chiaramente non si potevano fare spostare queste persone in ospedale, quindi ci siamo andati noi. Abbiamo organizzato diverse squadre che si muovono nel territorio su 3 poli, che sono il polo di Sciacca, Ribera e Bivona, il polo di Agrigento Casteltermini e poi Canicattì e Licata.
E queste squadre finora siamo riusciti ad avere il supporto anche di un rianimatore, che in modo che insomma, ci facesse lavorare. Non abbiamo avuto bisogno di disturbarlo, è stato lì a guardarci diciamo, con quello che è il pronto soccorso, intervento per l'emergenza di una reazione avversa che può intervenire nei minuti che seguono la vaccinazione. E devo dire con serenità che non abbiamo avuto problemi in questo senso. E abbiamo vaccinato già un bel numero di persone anziane in queste strutture e adesso già in questi giorni abbiamo fatto la seconda dose. E questo è come ci si sta muovendo l'azienda. Chiaramente tutto in relazione al numero di vaccini che arriva. Anche molti medici di medicina generale sono stati vaccinati e si stava quasi cominciando ad allargare le categorie, per esempio le odontoiatri, perché nel primo blocco rientrano tante categorie. Quando si parla di personale che opera all'interno degli ospedali, si riferisce anche a un personale molto ampio, che è quello che lavora anche nelle cucine, gli operatori che sono gli elettricisti, tutti quelli che entrano nei reparti, perché chiaramente un estraneo che entra all'interno di un reparto dove stanno delle persone fragili, no? Che possono ammalarsi, possono avere dei danni dall'infezione, devono essere garantiti, per cui si è vaccinato anche l'operatore, il cuoco, no? Tutti quelli che hanno a che fare con l'alimentazione dei pazienti, il personale delle pulizie, andavano vaccinati, ma anche gli informatori dei dispositivi dei dispositivi e dei farmaci, cioè non tutti li abbiamo vaccinati perché i vaccini sono stati pochi, però andremo a migliorare questo range appena avremo altri vaccini. E la prossima settimana dovrebbero arrivare le prime dosi di Moderna che dedicheremo appunto alle case di riposo, perché essendo un vaccino che resiste fuori dal frigorifero per molti giorni, da scongelato si può utilizzare per 28 giorni. Pensate com'è più facile gestire un vaccino di questo tipo rispetto a quello che può stare può stare fuori dal congelatore soltanto 5 giorni, no? Quindi il Moderna ha questa possibilità. L'unico handicap è che un flacone ne contiene 10, quindi quando noi lo apriamo dobbiamo essere quasi certi di consumarli tutti. Ecco, questo è la... Dal punto di vista del vostro osservatorio, che è certamente privilegiato sulla tematica, sull'utenza, sui pazienti, cosa influenza o no l'intenzione di fare ricorso ad un vaccino? Beh, noi che siamo gli addetti ai lavori, chiaramente ci influenza il fatto che dobbiamo continuare a lavorare e a dare sicurezza agli altri. In un reparto, in qualsiasi reparto ospedaliero dove c'è sempre il rischio ogni giorno che qualcuno da fuori ci porti la malattia e metta a repentaglio la vita di persone che hanno già problemi respiratori, cardiologici o di renali o altro, o oncologici per esempio. Quindi per quanto riguarda l'operatore sanitario è importantissimo non solo non portarsi a casa la malattia, ma anche non portarla alle persone E che sono ricoverate. l'utenza, il paziente, come si pone rispetto alla possibilità di fare un vaccino? Li trovate favorevoli o restii? Allora, per quanto riguarda gli anziani, abbiamo avuto una grande risposta. Non ci sono state, tranne persone che stavano proprio male, che magari abbiamo visto l'anamnesi, abbiamo evitato in questo momento di vaccinarli. Per il resto, loro sono tutti disponibili, veramente hanno aderito. Il paziente genericamente detto dell'ospedale non rientra ancora nella categoria da vaccinare. Per ora stiamo vaccinando gli operatori sanitari che giocano nei reparti, insomma, che si muovono nei reparti. Quindi io penso comunque che ci sarà una bella risposta perché le richieste sono tante, arrivano tante telefonate ogni giorno perché la gente vuole vaccinarsi, insomma, tranne qualcuno che non ci ha mai creduto nei vaccini e ce ne facciamo una ragione perché non si può, no? Convincere tutti quanti. Ma io faccio la vaccinologa, quindi non posso che E non essere d'accordo e avere sempre incoraggiato la gente a farlo, ma soprattutto i bambini piccoli, cioè in generale per tutti i vaccini, perché per molte malattie sappiamo che è l'unica soluzione per combattere l'infezione certamente. e soprattutto per il Covid. Sì, dal punto di vista di quell'altro osservatorio privilegiato che è la task force della quale fai parte, dall'inizio del
emergenza fino ad ora è trascorso un anno quasi, quindi insomma ci sono stati tanti cambiamenti. L'esitazione della gente a vaccinarsi è aumentata, è rimasta costante oppure non ci sono movimenti a riguardo? No, no, i movimenti ci sono nel senso positivo. Quest'anno, per esempio, la campagna di vaccinazione antinfluenzale, perché la gestiamo anche noi nel mio servizio, ha avuto successo. Il problema è stato l'approvvigionamento dei vaccini, perché le aziende non sono state in grado di accontentare tutti, proprio perché c'era una maggiore richiesta da parte della popolazione. Quindi questo già il polso ce lo dà della situazione, è cambiato qualcosa, la gente ha capito che per stare sereni bisogna proteggersi in qualche modo. Se vogliamo riprendere la vita nelle nostre mani, dobbiamo avere un sistema immunitario che riconosce subito il virus e lo attacca, non lo fa attecchire. Quindi io penso che negli ultimi mesi abbiamo capito tutti che l'unica soluzione è il vaccino, quindi vedo che si è aperta. Già l'ho visto con la vaccinazione antinfluenzale, una migliore risposta da parte di tutti e quello è un buon segnale, sì. Si parla anche adesso della possibilità di un vaccino tutto italiano che addirittura pare abbia delle caratteristiche ancora migliori rispetto a quelle attualmente in circolazione. A cosa sta lavorando la scienza italiana in questo momento? Il Reitera è questo che ti riferisci? Sì, sta lavorando a un buon vaccino. L'unico problema è che ancora ci vorrà un po' per averlo in commercio. Per cui è un vaccino più tradizionale, pare che abbia un buon margine di efficacia, però ancora l'EMA e quindi l'AIFA non si sono dichiarate, sono tutte, diciamo, non dico illazioni, ma sono delle notizie che arrivano dai giornali e su questo non me la sento di valutarlo. Però ben venga perché chiaramente avremo più possibilità di accedere a un vaccino che è nostro, no? In questa maniera questi grandi colossi internazionali ce li dobbiamo un po' dividere con tutto il resto del mondo. Questa è la tragedia. Un vaccino come la Pfizer che deve essere distribuito a tutto un sistema, mentre invece un vaccino nostro potremmo averne più dosi a disposizione, potrebbe essere gestito meglio. Oltretutto, se cominciano a farne anche con monodose, riusciamo anche a non perdere dosi di vaccino. No? Tutto questo il rate probabilmente ce lo darà. E io spero che insomma abbia un'alta efficacia e possa essere utilizzato in Italia con forniture maggiori. Un alto tasso di vaccinati certamente può incidere, può essere un deterrente alla diffusione del virus. Può anche o no dargli una possibilità, quella di mutare adattandosi e diventando più aggressivo? Beh, questo lo fa già senza aver iniziato la vaccinazione. I virus tendono sempre a mutare, si difendono sempre, è la loro maniera per sopravvivere in qualche modo, no? Perché una volta stabilito nel corpo, poi muoiono, quindi loro per cercare di combatterci devono sempre mostrare una faccia diversa, in modo che noi dobbiamo poi cercare di difenderli con anticorpi diversi. Questo sì, però questo vaccino probabilmente, questo virus probabilmente è altamente mutogeno, l'abbiamo già visto. Che dire, sì, ci potrà, ed è per questo che si parla di altre dosi. Possibilmente dovremo fare dei richiami in futuro per tenere alto il livello anticorpale, in modo da avere sempre comunque una scorta di anticorpi pronti. Il fatto che possa mutare del tutto vuol dire che i vaccini si adegueranno, possibilmente si creeranno dei vaccini adeguati al mutante. I laboratori saranno in fermento continuo fino a quando ci sarà la necessità. Chi rifiuta il vaccino, quanto rischio corre della possibilità di diffonderlo e addirittura di esserne vittima? Il rischio che corre è il rischio del 100%, oserei dire, dipende dal loro sistema immunitario, perché abbiamo visto che ci sono delle persone che chiaramente pure trovandosi in un contesto altamente dove c'è un alto contagio, per esempio persone che vivono insieme, no? Vediamo che due si ammalano e altri due assolutamente non solo non manifestano la malattia,
quindi asintomatiche, ma non hanno neanche positività al tampone. Per cui in generale possiamo dire che non tutti rispondiamo alla stessa maniera già con l'infezione. E il fatto che non si sia vaccinati, si è suscettibili sicuramente, posso dire al 100%, se ti vaccini magari hai sempre un margine di suscettibilità alla vaccinazione, perché i vaccini non assicurano il 100% di protezione, no? Quindi c'è sempre un margine, anche col vaccino antinfluenzale la protezione è sempre dell'85-90%, anche per questo vaccino non avremo la totalità di protezione, però è un grande aiuto comunque. Per chi non si vaccina dipende da come è il suo sistema immunitario, da come risponde la persona, ognuno di noi è un'isola e risponde a modo suo, quindi non, che dire. Quanto è inciso la sottovalutazione iniziale del problema? All'inizio sappiamo tutti, venne detto è poco più che un'influenza e questo ha chiaramente evidenziato una scarsa percezione del rischio. Quanto può avere inciso questo? Sì, sì, quando è inciso. Chiaramente non ci aspettavamo questo tornado, però come epidemiologa devo dire che ci aspettavamo una pandemia, ce la siamo aspettata per anni, perché la storia ci insegna che le pandemie si sono susseguite nella storia, per cui personalmente non dico che me l'aspettavo, ma insomma ci siamo sempre, noi epidemiologi sapevamo che ci doveva essere, abbiamo avuto quei tocchi di la SARS, la sindrome medio orientale, l'aviaria, vi ricordate tutti, sono cose che pare sono dentro l'angolo, sono passati già qualche decennio, però questi per noi erano dei segni, cioè sapevamo che poteva succedere qualcosa. E la cosiddetta la pandemia, che poi per fortuna è sfociata in un'epidemia più lieve dell'H1N1 del 2009, se ricordate, aveva già messo in gioco la produzione di vaccini in poco tempo per cercare di combatterla. Quindi l'epidemiologo sapeva che poteva succedere. Il problema qual è stato? L'impreparazione è stata generale, un po' politica, che voglio dire. Certamente i dipartimenti di prevenzione, quindi anche il mio servizio, negli anni hanno subito un grande, come dire, siamo stati lasciati a fare da Cenerentola, no? Si è dato più spazio agli ospedali, ai centri d'eccellenza, il territorio è stato molto dimenticato, assolutamente. Concorsi non fatti, insomma tutto quello che sappiamo, sembrava quasi che eravamo i figli poveri e siamo diventati importanti nell'ultimo anno. E ora io prima ero sola, adesso ho migliaia di giovani attorno, per fortuna che ci danno una mano, ma che sono tutte persone arrivate per supportare, operatori sanitari per supportarci in seguito all'emergenza. Se si fosse guardato sempre al territorio e quindi all'epidemiologia con maggiore attenzione, non avremmo avuto bisogno di sconvolgere le nostre vite in un attimo, ma saremmo stati più pronti tutti. Io penso che c'è stata una cattiva gestione, un'ingenuità iniziale. E gli addetti ai lavori sapevamo, ma eravamo troppo pochi, abbandonati un po' a noi stessi. Ma devo dire non tanto, anche a livello internazionale, anche l'OMS si è mosso in ritardo. E finora noi, sia con l'Ebola, con l'aviaria, con la suina, avevamo avuto da parte dell'OMS un grande supporto. Captava nell'aria il problema e subito alle nazioni lo manifestava con delle indicazioni. All'inizio di questa pandemia la prima cosa che ci venne proposta fu riprendete in mano i piani pandemici per l'Ebola, che era l'ultimo che avevamo fatto. E subito l'abbiamo fatto. E cosa servivano? I dispositivi di protezione individuale. Le cose basilari sono quelle che dall'inizio dell'anno ad ora sono sempre state le stesse. I dispositivi di protezione individuale, i comportamenti, la formazione alla gente, no? La formazione e l'informazione. E chiaramente se non fosse intervenuta la protezione civile non avremmo avuto come difenderci, perché le mascherine se le sono cucite in casa le persone, perché mancavano queste cose che poi era la base dell'interruzione del contagio. E poi a poco chiaramente bisognava organizzare i servizi, chi faceva i tamponi, che allora c'è stata questa assunzione di personale dedicato proprio a questo. Ora c'è un'assunzione di personale, chiaramente per tempi brevi, non sono assunzioni definitive, anche per chi, quindi per chi fa i tamponi, gli screening, i drive-in, e ci vuole personale, c'è gente che lavora di sabato, domenica, fino a tardi, sono spostati anche, devo dire, io ammiro questi ragazzi, credetemi,
vorrei veramente fare un saluto generale a loro perché sono stati bravissimi, hanno lavorato con me fino alle 10 di sera a contare tamponi, cioè proprio in questi mesi se non avessimo avuto queste squadre di infermieri e di medici che ci hanno sostenuto con con il loro entusiasmo, veramente io non ce l'avrei fatta sicuramente, loro sono stati la nostra forza. Quindi l'impreparazione iniziale, poi a poco ha fatto sì di cominciare a organizzare queste squadre che ci danno supporto. Le ultime squadre le stiamo avendo per la vaccinazione, per esempio, perché dovendo organizzare una vaccinazione di massa, da dove li pigliamo i medici vaccinatori, gli infermieri vaccinatori, se non da questi giovani che si approcciano anche per la prima volta a un'attività di lavoro, ragazzi neolaureati che possono supportarci. Quindi si è migliorati nel tempo, riuscendo a capire come muoversi, cosa serviva. Sono aperti i centri Covid, si sono create le USCA. Le USCA sono queste forze territoriali che vanno nelle case delle persone che hanno dei sintomi e fanno delle prime visite, praticano la somministrazione di un tampone per capire effettivamente come si devono. E tutto questo è arrivato ad aprile, è arrivato a maggio, a marzo non sapevamo cosa fare prima per aiutare la gente a casa. La sostenevamo a telefono per cercare di non farle confondere, insomma, voglio dire, e poi si sono negli ultimi mesi aperti anche, a parte centri Covid, aumentati i posti in terapia intensiva. Si è lavorato tanto per Sicuramente. superare le prime criticità. Sicuramente. Siamo addirittura d'arrivo di questa lunga, bella, piena di spunti conversazione. Un'ultima domanda volevo porgerti. A proposito di influenza stagionale, ma quest'anno non ce n'è, non se ne parla, il Covid ha spiazzato praticamente tutto quanto? Come siamo? Beh, allora, innanzitutto abbiamo vaccinato tantissimo in tutta Italia, molto meglio degli altri anni, e quindi già c'è una protezione di fondo individuale che esiste e magari prima non era così presente. E poi diciamolo che tutti i mezzi che cercavano di bloccare il contagio del Covid, le mascherine, il distanziamento e via di seguito, hanno anche favorito no, il diffondersi di altre malattie. Ma non solo dell'influenza, devo dire che noi quest'anno l'ospite Agrigento, innanzitutto io mi pregio di una cosa, mi faccio il complimento da sola e mi sono assunta la responsabilità di tenere aperti i centri vaccinali fin dal primo momento, non li abbiamo mai chiusi, quindi i nostri bambini hanno potuto continuare ad effettuare tutte le vaccinazioni della prima infanzia, che era giusto mantenere, perché ci mancava pure di incorrere in epidemie di morbillo e via di seguito, perché si sa che se si sospendono alcune vaccinazioni è chiaro che possono subentrare altre malattie, no? Per cui facendo questo con grande professionalità, perché i centri vaccinali della provincia sono 26 e hanno lavorato in maniera incessante. Abbiamo avuto solo un caso in cui un'infermiera privatamente si è infettata, abbiamo dovuto chiudere qualche giorno un centro vaccinale. Per il resto i nostri operatori sono stati sempre al lavoro e hanno vaccinato, anche per l'influenza, anche se sappiamo che la vaccinazione antinfluenzale la praticano per la maggior parte dei medici di medicina generale. Ma anche nei nostri centri vaccinali si è vaccinato. Abbiamo vaccinato i bambini piccoli, per esempio, che sono grandi diffusori dell'infezione dell'influenza. E quindi dico, il grande numero di persone che si sono vaccinate per l'influenza, tutte queste metodiche che servono pure appunto a contenere il contagio, hanno fatto sì che di influenza si parlasse poco. Qualche caso c'è stato, sicuramente c'è stato, delle forme anche un pochino più lievi. E poi d'altra parte, nel momento in cui ci sono i casi, vengono anche tipizzati, cioè i casi gravi vengono ricoverati e tipizzati a livello per esempio all'ISMET, Policlinici di Palermo, viene fatta la tipizzazione. E all'inizio della stagione un paio di casi più gravi c'erano stati, poi non si sono più ripetuti altri eventi in questo senso, ma la vaccinazione influenzale è ancora in corso e molte persone si stanno vaccinando adesso. La campagna si completa il 28 febbraio, quindi chi non l'avesse fatta, e sappiamo bene che l'influenza c'ha la codata anche primaverile, per cui se chi non l'ha fatta finora volesse farla, visto che non può fare magari il Covid in questo momento perché manca quel vaccino, lo può chiedere al medico di famiglia o si può recare nei nostri centri vaccinali e trova il vaccino a disposizione. Grazie Gina Bosco per la
competenza, la capacità di sintesi, ci hai dato veramente tante, tantissime risposte. Abbiamo apprezzato la tua professionalità che già conoscevamo, sicuramente siamo orgogliose come Fidapine di averti con noi. Questo dialogo, quest'intervista, questo webinar andrà anche in onda su TVA, Televideo Agrigento, dove anzi ringraziamo il direttore che quando ha saputo dell'idea della nostra presidente Gina Corseri di parlare di questo argomento si è reso immediatamente disponibile per registrare e trasmettere questa iniziativa. Quindi prossimamente la vedremo su TVA. Per il resto io ringrazio ancora la nostra Presidente per la grande sensibilità, l'ho detto all'inizio e lo ribadisco adesso, avuta nell'organizzare questo incontro. Grazie naturalmente a Gina Bosco, grazie a tutte le amiche che ci hanno fin qui seguito. Siete state davvero tante e sarete ancora di più non appena andrà in onda in televisione. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo webinar.